Nel frattempo qui impieghiamo, diciamo, per andare a esplorare meglio, l'ho detto prima, e questo è un pezzo di storia, diciamo, della musica, e avete realizzato anche un libro, diciamo. Esattamente, sì, perché è un doppio CD dove appunto 30 nostri amici musicisti, come dicevo prima, Valerio Liboni, Jerry De Brutos, John Sorigheira, gli Schiantos e nonché Mao, eseguono le nostre principali canzoni, quindi 29 canzoni più 2 inediti. E c'è un libretto che ripercorre la storia sia di noi poveri illusi e sia delle nostre canzoni. Allora sì, esatto, stiamo parlando veramente della storia dei poveri illusi che così, giusto per dare qualche punto cardinale, comincia nel 1987, nel 1988 esce il nostro primo 45 giri che si intitola Il nostro primo 45 giri, dove sul lato B c'era una nostra cover di Lady B dei Beatles intitolata Lato B. Poi brevemente Lato B è stato, diciamo, Lato B. successo che anche voi all'epoca vi è scappato dalle mani, non ve l'aspettavate una roba. Esatto, è uscito anche in Inghilterra, pensa un po', in una raccolta. È uscito in Inghilterra, pensa. Poi brevemente nel 91 abbiamo vinto il Festival di San Scemo con Il Bambino Povero. Nel 92 è uscito il primo album omonimo, Qualcuno ci spieghi il jazz, secondo album nel 96 e così via, fino ad arrivare appunto al 2018 e con questo olio di palma, perché voi, diciamo, così continuamente sempre controcorrente, avete specificato che nel vostro CD c'è olio di palma, perché olio di palma c'è scritto qua contiene olio di palma, ma in realtà olio di palma è una canzone contenuta nel disco ed è uno dei 2 inediti che abbiamo composto per l'occasione, ma l'abbiamo scritta apposta per scrivere contiene olio di palma, mica per altro. Ma la canzone è bella, però, l'ho scritta io. La canzone è molto bella, l'ho anche sentita, è una canzone, diciamo, estiva, ecco, però diciamo, vi siete avvalsi, giusto per raccontare un po', è stato un lavoro lungo, sono venuti un sacco di ospiti, di musicisti, tu ne hai citato qualcuno e diciamo avete lavorato come dire, a 6 mani, posso dire così, a 6 mani, perché c'era Vito Vita, c'era il Vince Ricotta alla chitarra e Paolo Rigotto alla batteria, tastiere, nonché tecnico del suono, perché Paolo Rigotto che ha fatto, diciamo, il Mozart della situazione, il fantasma del palcoscenico, era andato a casa sua. Se posso dire, lui quando abbiamo iniziato eravamo momentaneamente senza batterista e lui faceva il fonico. Allora gli abbiamo fatto credere durante la registrazione di diventare nostro batterista per pagarlo di meno praticamente, e adesso è il nostro batterista, un grande Paolo Rigotto. Ha funzionato come sketch, ha funzionato. Beh, ormai Rigotto poi è impegnatissimo anche con la sua carriera solista, certo. Adesso Rigotto ci verrai a trovare prossimamente con il tuo nuovo album, con la finta scienza, no? Quanto prima, non so quanto prima, ma quanto prima, non vedo l'ora e so che anche tu non vedi l'ora, ma se ne parlerà al momento. Bravissimo, Rigotto, abbiamo già avuto qui ospite al salotto. Allora Vito, diciamo, adesso l'ultimo in ordine di apparizione è stato Rigotto, ma voi, diciamo, in questi anni di carriera quanti anche, diciamo, talenti torinesi oppure, diciamo, stelle ne avete viste passare? Tantissimi. Beh no, certo, infatti molti sono ospiti anche nel disco, dai Turzi Brothers ai Mirafiori Kids, Paolo Parpaglione degli Africa United al sax, che noi abbiamo conosciuto anni e anni fa, quando ancora si chiamavano Africa United con la D. Certo. Poi il dottor Lo Sapio, il mitico dottor Lo Sapio, dottor Lo Sapio, che anche lui abbiamo conosciuto in tempi lontani, per cui c'è anche un pezzo di storia della musica torinese in questo disco, possiamo dire. No, dobbiamo dirlo, senza... ed è proprio così, ed è una bella storia. C'è persino, l'abbiamo qua in copertina, Jerry dei Brutos, che erano un gruppo storico degli anni 60. Esatto, è vero, perché io vorrei anche aggiungere che, tra l'altro, Vito, tu sei, come dire, giornalista musicale. Esatto, vi consiglio di seguire la sua pagina Facebook che tu regolarmente pubblichi e scrivi su Vinile, no? Certo, una rivista bimensile che è una tiratura nazionale, Vinile appunto, di cui sono redattore. È chiaro, e quindi diciamo, seguite assiduamente quanto vi sto dicendo. A questo punto dovremmo essere quasi pronti, sembra il Letterman, hai visto? Cioè, dovremmo essere quasi pronti, ci siete ragazzi? Anche se non abbiamo il radiomicrofono, ce la stiamo facendo. Allora, Vito, voi restate qua perché abbiamo cambiato scenario.
Adesso avremo un ultimo cambio palco per l'ultima band. Io adesso cerco di staccare il microfono e sono qui con i Poveri Illusi. Allora Vito, hai beccato giusto? Esatto, sì, sì. I Zolli in rock and roll potremmo dire. Un medley di Dopo. quelli proprio veramente cioè, dove c'è la storia del rock. Sì, direi che le Zeppelin e CDC sono due riferimenti imprescindibili per chi decide di suonare hard rock, perché sono... Eh beh sì, sono Certo. diciamo, le pietre emiliane, diciamo, di quel genere. Allora adesso noi sembra che non c'è volume perché noi abbiamo l'orecchio. In realtà è che non sentiamo più noi, non perché sentiamo più niente, che sono passati, diciamo, arrivati a una certa età, idee. quando... E poi anche una certa età, però siamo ancora, diciamo, abbiamo questo che ci guida, ovvero l'ultimo lavoro dei Poveri Illusi, ricordiamolo, Poveri Illusi and Friends, 30 anni di carriera, è appena uscito, abbiamo detto c'è dentro Oli di Palma, un sacco di ospiti, ma adesso diciamo ci saranno, questa sera siete qui al salotto, ma avrete poi diciamo delle apparizioni. Ho Sì, visto sì, che sì, senza dubbio. siete apparsi negli show sportivi, quindi vi Sì, anche, è vero. siete andati anche a... No, la prossima apparizione sarà il 1° maggio a Hiroshima Mon Amour, al One del 1° maggio, in cui avremo una mezz'ora in cui presenteremo alcuni brani con ospiti. L'applauso non è per noi, ovviamente. L'applauso però vabbè. Per i batteristi Ci saranno alcuni sono- ospiti del disco anche a Hiroshima che canteranno con noi, Senti. Matteo Castellano e altri. Per noi, questa era per noi. Grazie. Senti, adesso io adesso si stanno preparando, qua ci abbiamo dei Certamente, dei vedo ragazzi. il gruppo. Cosa ti volevo dire? Mi ha fatto perdere, capito, il filo del perché con tutte queste cose. No, stavo dicendo le prossime apparizioni, dicevo il 1° maggio a Hiroshima, poi avremo il 19 maggio, suoniamo alla Soce di Cirie e poi ci saranno via via altri concerti e Tra l'altro, apparizioni Vito, qui a e là. proposito di Il nostro sito www.poverillusi.com, tutto attaccato con la W, oppure facebook.com, siamo anche Dove ci nella saranno pagina appunto Facebook. gli aggiornamenti sulle varie apparizioni. Trovate tutto lì. Tori. Allora, un'altra cosa invece, visto che abbiamo parlato del 1° maggio tutto l'anno, ricordiamolo Vito, salutiamo Giulio Tedeschi. Giulio Tedeschi, sì, che doveva essere presente qui questa sera. Purtroppo ha avuto, diciamo, per motivi familiari. personali gravi, non è potuto essere. Se lo salutiamo chiaramente con grande affetto e speriamo di averlo qui subito.